Ai presenti, a coloro che ci seguono online, è bello trovarci insieme, siamo consapevoli di essere alla presenza di Dio, per questo vogliamo stamattina celebrarlo, benedirlo con tutto il cuore, perché siamo i Suoi, siamo il Suo popolo, gli apparteniamo e vogliamo dare a Lui l'onore e la gloria che gli spetta. E vorrei cominciare questo culto di lode con due versetti dal Salmo 100 che conosciamo tutti molto bene, ma che è sempre bello rileggerle e riflettere su queste parole che il Signore questa mattina ci rivolge. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Questo salmo invita tutta la terra ad adorare Dio con gioia. Questa lode scaturirà dalla conoscenza che si ha di Dio. Riconoscete, versetto 3 dice, che il Signore è Dio. Egli è il nostro creatore, il nostro pastore, e noi come il suo gregge godiamo della sua protezione, della sua guida e della sua cura. Quindi è ancora di più vogliamo ringraziarlo stamattina e glorificare il suo nome. Lui è il nostro buon pastore. Cantiamo questo canto insieme, il pastore. Perché non ci alziamo? Tu sei il mio pastore, la vita mia ti do, dovunque tu andrai, io ti seguirò. Ora ho scelto te e ti ascolterò, dovunque tu andrai, io verrò. Dove c'è tanta erba fresca, o lì nella tempesta, il mio buon pastore è accanto a me. Su per le montagne alte, come nell'oscurità, il mio buon pastore mi guiderà. Tu sei il mio pastore, la vita mia ti do, dovunque tu andrai, io ti seguirò. Ora ho scelto te e ti ascolterò, dovunque tu andrai, io verrò. E dove c'è tanta erba fresca, o lì nella tempesta, il mio buon pastore è accanto a me. Su per le montagne alte, come nell'oscurità, il mio buon pastore mi guiderà. Tu sei il mio pastore, la vita mia ti do, dovunque tu andrai, io ti seguirò. Ora ho scelto te e ti ascolterò, dovunque tu andrai, io verrò. Signore, grazie con tutto il cuore, perché sei il nostro pastore, sei il nostro Signore, sei il nostro Salvatore. A te questa mattina offriamo la nostra lode, il nostro ringraziamento, perché sei anche il nostro Creatore. Ti benediciamo per la vita, ti benediciamo per il sacrificio che il Signore Gesù ha compiuto, per tutti coloro che hanno creduto in Lui, Signore, e noi siamo di quelli, Signore, siamo il tuo popolo, siamo il tuo gregge di cui tu hai cura,
Grazie per la tua guida, grazie per il tuo amore, grazie per il tuo perdono, Signore. Ai tuoi piedi vogliamo mettere ogni cosa e benedirti nel nome di Gesù. Amen. Leggiamo il Salmo 100 che stamattina volevo condividere insieme alla Chiesa. Un breve salmo, solo 5 versetti, ma molto profondo, come poi tutti i salmi lo sono. Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo il Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle Sue porte con ringraziamento, nei Suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il Suo nome, poiché il Signore è buono, la Sua bontà dura in eterno, la Sua fedeltà per ogni generazione. Abbiamo un Signore buono, abbiamo un Signore fedele, abbiamo un Signore che ci guida, abbiamo il Dio vivente e vero, il creatore di ogni cosa, da celebrare e benedire. Vogliamo benedirlo nel nome di Gesù con ancora un canto solo in Gesù. Solo in Gesù, nel sangue suo, io fondo la speranza mia. Nel nome suo io crederò, soltanto in Lui confiderò. Solo in Gesù, nel sangue suo, io fondo la speranza mia. Nel nome suo io crederò, soltanto in Lui confiderò. Cristo, tu, roccia sei, forza dai al debole, e nella tempesta so che sei il Signore. Se non lo vedo intorno a me, riposo nella grazia sua. Qualunque vento soffierà, Lui la mia ancora sarà. Lui la mia ancora sarà. Cristo, tu, roccia sei, forza dai al debole, e nella tempesta so che sei il Signore. Vestito di giustizia sua, mi troverà quando verrà, senza più colpa io sarò, davanti al trono adorerò, davanti
al trono adorerò. Cristo, tu roccia sei, forza dai al debole, e nella tempesta so che sei Signore. Cristo, tu roccia sei, forza dai al debole, e nella tempesta so che sei Signore. Rileggiamo il versetto 3 del nostro Salmo. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti e noi siamo Suoi. Siamo Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. Riconoscere che il Signore Dio significa credere in colui che Egli ha mandato. Ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, cioè Gesù. Abbiamo cantato solo in Gesù. È proprio così, solo in Gesù. Non c'è nessun altro nome che è stato dato all'uomo per essere salvati. Solo in Lui. Vestito, diceva questo canto, della tua giustizia, senza più colpe, davanti al trono adorerò. E un giorno, quando lasceremo questa terra, perché prima o poi dovremo lasciarla, saremo lì insieme a Lui ad adorarlo per l'eternità. E questa speranza che noi abbiamo come tutti coloro che l'hanno riconosciuto come Signore e Salvatore e hanno accettato questo dono di grazia, saranno lì in quel giorno. Ci rallegreremo insieme per vivere per l'eternità. Pensate, vivere per l'eternità senza più la morte, vivere senza più dolore, senza più lacrime, gioiosi alla presenza di Dio per sempre. E chi ha questa speranza, che è una certezza perché si basa non su di noi, ma si basa proprio sulla fedeltà di Dio. E noi abbiamo questa libertà già adesso di entrare alla presenza di Dio in virtù del sangue di Cristo. Il popolo di Israele nell'antico patto aveva bisogno di un mediatore per comparire davanti a Dio. Erano dei sacerdoti che offrivano dei sacrifici prima per loro stessi, per il loro peccato e poi per il popolo. E solo il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel luogo santissimo. E Cristo ha fatto questo per noi una volta per sempre, con un unico sacrificio ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati, c'è scritto nella lettera agli Ebrei. Perciò, davanti a questo Dio, noi ci inchiniamo e diciamo: tu sei degno. Cantiamo questo canto insieme. Tu sei degno, sei l'agnello, santo sei Signore. Al tuo trono un canto nuovo innalziamo a te. Santo, santo, santo è Dio l'Onnipotente.
che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, l'Iddio redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. La tua voce è come il tuono, splendi in maestà. E benedizione, onore e forza e potenza a te, che sei il santo, il solo re. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. E tutto il mondo canta, l'Iddio redere. E tutto tu sei per me ed io ti adoro. Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù, il pane della vita e l'acqua che disseta, un mistero sei per me. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. Tutto il mondo canta, l'Iddio redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, 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 è Dio l'Onnipotente, che era e sempre sarà. E tutto il mondo canta, l'Iddio redere. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Santo, santo, santo Signore, tutto sei per me e io ti adoro. Sia adorato il tuo nome, Signore. Amen. Amen. Signore, sono parole difficili quelle che abbiamo appena cantato. Tutto tu sei per me ed io ti adoro. Riempi in me il desiderio di credere fortemente a quello che ho detto, Signore. Tutto tu sei per me. Signore, grazie perché siamo qui veramente accanto a te, che possiamo onorare il tuo nome. E Signore, riempi in noi il desiderio di credere a quello che diciamo e di far sì che la nostra vita sia improntata alla tua adorazione, improntata al tuo servizio, Signore. Nel tuo santo nome. Amen. Amen.
Sì, Signore, grazie che continui a modellarci, a cambiare le nostre vite, vuoi trasformarci al carattere perfetto di Gesù Cristo, Signore. Grazie per ciò che hai fatto questa settimana, dove hai mostrato degli orgogli, delle superbe, degli egoismi che devono essere abbandonati, Signore, e voglio ringraziarti perché la tua opera prosegue, Signore. Grazie che sei fedele, la tua parola non torna indietro, operosa, Signore. Ti ringrazio, Signore, per ciò che compi nella vita di tuoi figli. Nel nome di Gesù. Amen. Signore, voglio ringraziarti perché le parole del canto anche per me vogliono dire molto, che tu sei per me, Signore, un'affermazione che trova la sua piena applicazione, il suo pieno significato nel momento in cui vediamo vacillare ciò che ci sta intorno, quando le nostre certezze che sono fatte nelle nostre relazioni, nel nostro fare, nel nostro essere, vengono messe in discussione, tu rimani invece fermo. Sei tutto per questo, che nonostante tutto quello che ci può accadere intorno possa mostrare la nostra fragilità, la nostra solidità si trova soltanto in te, Signore. Sei fedele, sei costante, sei fermo nei tuoi propositi, sei presente nelle nostre vite, Signore. Io voglio ringraziarti perché in tanti anni, anche quando non lo sapevo, la tua presenza era sempre al mio fianco, Signore. Io ti ringrazio per questo, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Coloro che hanno ricevuto la grazia, avendo creduto nel Signore Gesù, sanno quanto il Signore è buono e lo sperimentano, lo sperimentiamo ogni giorno nella nostra vita, anche come quando le cose non vanno come noi vorremmo, perché le vie del Signore sono altre vie, i suoi pensieri sono più alti dei nostri, il suo piano per la nostra vita magari non lo comprendiamo subito, non comprendiamo a volte quando attraversiamo dei momenti difficili, dei periodi bui nella nostra vita che ci sono, non perché apparteniamo al Signore tutto ci va come noi vorremmo, anzi nelle difficoltà sperimentiamo ancora la fedeltà di Dio, sperimentiamo quanto Egli è buono, quanto Lui è sempre accanto a noi, che ci sostiene, che ci rialza quando cadiamo e che ci dà la forza per continuare questo cammino con quella certezza che parlavamo prima di un giorno essere alla sua presenza per sempre. La bontà del mio Signore. Vogliamo cantare questo canto. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. La bontà del mio Signore mai finirà, forte rocca per chi spera, per chi Lui confiderà, la grandezza del suo nome, la sua parola ancora, la gloria sua sarà per ogni età. Tu sei il Dio del cielo,
il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? La potenza tua, Signore, chi può contenere? Loderemo il tuo nome, per sempre, o nostro Re. Degno sei di ogni onore, tutto a te noi doniamo. Tu sei Dio, nessuno è pari a te. Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Tu sei il Dio del cielo, il principio e la fine, e sul trono tuo siedi eccelso Re, rimarrà nelle difficoltà, sul tuo trono Dio, e chi temerò? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il tuo grande amore? Non cambi mai, fedele sei, chi fermerà il suo grande amore? Se hai sperimentato la bontà del Signore, allora dillo, edifica la Chiesa. Se è successo qualcosa che questa settimana o durante la tua vita ha edificato te, raccontala, che possiamo godere di questa testimonianza per incoraggiarci insieme. Prego. Prima abbiamo... Prego. Decidete voi. Io volevo portarvi un motivo di vittoria per una cosa che è successa proprio domenica scorsa con una sorella. Normalmente prego per ognuno di voi, è il mio modo che il Signore probabilmente mi insegna a occuparmi dei fratelli. Ad alcuni con più solerzia chiedo quali sono i motivi di preghiera e non so cosa è successo. Nella risposta devo aver schiacciato un tasto sbagliato, e invece di incoraggiare questa cara sorella è venuta fuori la parola superbia in una frase che non doveva succedere. No, non era tipo... la frase è venuta fuori tipo... non certo come la tua superbia. Una cosa che io probabilmente non l'ho riletto, e quindi il messaggio che doveva servire di incoraggiamento e di unione fraterna è partito con un attacco, e a volte do colpa alla dislessia, però insomma potevo stare più attenta. E ricordo, siccome erano passati poi nel frattempo 3-4
4 mesi, non ricordavo che cosa volevo dire nel messaggio iniziale, però questa cara donna è stata male, ha digiunato, ha detto Signore risolvi tu, e io non sapevo, ignara completamente di tutto questo, e forse questo l'ha trattenuta a chiarire subito, insomma. Però aveva capito, inizialmente ha detto, probabilmente, magari sapevo che stavi non tanto bene, qualcosa forse non era successo, e soprattutto io non potevo spiegare, però ringrazio il Signore che abbiamo trovato il modo di abbracciarci, di dire mi dispiace, non intendevo mandare questo messaggio, e anche se avessi voluto forse, mettiamo caso di prendere in qualche cosa, non certo così, perché non è mio modo, e lei riconosceva che insomma, il Signore a volte cioè il Signore a volte, scusa, permette delle difficoltà, ma il nemico ci prova, ma il Signore permette che ci sia la riconciliazione. Io ringrazio Dio che ci ha permesso di trovare di nuovo comunione, affetto, incoraggiamento l'una all'altra, perché così deve essere. Ringrazio veramente Dio perché ci dà di coltivare l'amore per te. Grazie Claudia. Paolo? Ma c'è un filo conduttore di questa settimana che mi segue e si è concluso, sta continuando anche col canto che abbiamo cantato, che abbiamo detto tutto sei per me. Come ho già detto nella preghiera, sono parole difficili, sono parole profonde, pesanti, e parole che abbiamo detto anche potenzialmente a tutto il mondo. Quindi tutto il mondo su YouTube ha visto che noi abbiamo detto queste parole. Sono parole, ci ho ragionato tutta la settimana su questo concetto, ovvero abbiamo fatto una scelta e poi diciamo certe cose. E poi c'è stata una canzone questa settimana che mi ha facente parte di un album che penso qualcuno adesso comincia a conoscere bene. La prima canzone di questo album dice: credi in ciò che dici, fai ciò che credi, con coerenza, continua e fai che le tue azioni siano sempre all'altezza delle tue scelte. Questa è la prima canzone dell'album di Gioia. E fa riflettere, perché noi siamo qui a dire delle parole profonde. Queste parole vengono ascoltate da tante persone. Quando ci sarà il momento di agire, dobbiamo comunque agire con coerenza. E nella mia vita molte volte non accade così. Quindi era questa la mia piccola testimonianza del dire attento a quello che diciamo, perché il Signore ci ascolta e poi ci darà l'occasione di dimostrarlo, e in quell'occasione dobbiamo agire con coerenza. Grazie Paolo, anche perché quando lo proclamiamo qui lo stiamo dicendo a Dio. Quando noi cantiamo, quando noi facciamo qualsiasi cosa, stiamo parlando con Dio, stiamo adorando Dio, quindi tutto sei per me attraverso il canto, stiamo dicendo Signore, tu sei il mio tutto, quindi dobbiamo avere la coerenza anche quando le cose non funzionano come vorremmo, o magari siamo fuori, ci fanno innervosire sul lavoro o anche a casa, in famiglia, dobbiamo essere coerenti di dire sì, Signore, tu mi hai insegnato il perdono, tu mi insegni a non portare rancore, dobbiamo metterlo in pratica, se no chi ci vede fuori non siamo una luce e non glorifichiamo Dio facendo così. Quindi abbiamo tutti quanti bisogno di essere coerenti. E come possiamo farlo? Cominciando dai nostri pensieri. I nostri pensieri devono essere indirizzati a colui che è il Signore, perché la sua parola è chiara, però la metterla in pratica a volte diventa difficile perché non siamo coerenti. Bene, però sappiamo comunque una cosa, che Dio, Emmanuel, è insieme, accanto a noi sempre, e quindi possiamo chiedere a Lui la forza e la coerenza che ci serve per affrontare tutte le situazioni. Emmanuel, cantiamo questo canto prima di dare la parola alla predicazione. No, scusate, prima di passare ai simboli.
insieme in questo luogo santo, la gloria tua cantiamo, riuniti alla tua presenza, prostrati t'adoriamo, a te leviamo i cuori, le mani ti innalziamo, si vieni a regnare dentro noi. Emmanuel, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amor. Innalziamo verso il cielo le lodi tue, Signore, e l'aurora del tuo regno, la gloria tua verrà. Soltanto tu sei degno, qui tra noi lodato sei, eterno Re, Signore, regnerà. Emmanuel, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amor. Emmanuel, il Dio con noi, Re di pace tu sei, maestoso eterno amor. Emmanuel, Dio con noi, Dio che ha lasciato la gloria dei cieli, si è incarnato, è venuto in mezzo a noi, su quella croce ha pagato il debito che nessuno di noi poteva pagare, ci ha perdonati dei peccati, ci ha riconciliati col Padre e ci ha introdotti alla presenza di Dio. Quindi ora vogliamo ricordare attraverso questi simboli proprio quest'opera che il Signore Gesù ha fatto. E vorrei leggere con voi dalla lettera agli Ebrei al capitolo 10, dal versetto 19 al versetto 23. Leggiamolo insieme. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'espressione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Avendo piena libertà di comparire alla presenza di Dio, in virtù di quest'opera che stiamo per ricordare, con la certezza del perdono dei peccati. Cristo ha perdonato ogni peccato, ogni colpa, ci ha
purificati col suo sangue e ci ha riconciliati proprio con Dio. Il Signore Gesù ha dato la sua vita e lo ha fatto volontariamente. E chiunque lo riceve come Signore e Salvatore ha vita eterna, c'è scritto. Al versetto 14, sempre di questa lettera, l'autore dice così: perché con un'unica offerta egli ha reso per sempre perfetti quelli che sono santificati. Quindi il Signore ci ha resi perfetti, nonostante la nostra imperfezione, agli occhi di Dio siamo perfetti, perché Dio ci vede attraverso il sangue di Cristo, attraverso il sacrificio di Cristo. Perciò avviciniamoci a questi simboli con un cuore riconoscente, sapendo dell'amore di cui Cristo ci ama e sapendo che Lui è accanto a noi sempre e in ogni momento. In questo momento vogliamo avvicinarci e invito coloro che non hanno ancora comunione col Signore, non hanno ancora ricevuto nei loro cuori, di astenersi da prendere i simboli, ma di riflettere quando passeranno. Il Signore, l'invito del Signore è per tutti, così tutti di mangiare, bere, di essere invitati alla sua mensa ed essere salvati. Perciò, se non l'hai fatto ancora, chiedilo al Signore di entrare nel tuo cuore e poi siamo felici se vorrai condividere insieme a noi questo momento. Chiamo Paolo, se mi dà una mano per la distribuzione, se vuol pregare per i simboli. Signore Gesù, noi eravamo sporchi, eravamo imperfetti, eravamo peccatori, eravamo mortali, eravamo condannati all'inferno, Signore. E tu invece ci hai reso perfetti con un unico sacrificio, con un'unica offerta che è costata la tua vita, l'abbandono dalla gloria dei cieli al venire qua e morire per noi. Grazie per questo, nel tuo santo nome. Amen. Amen.
Bene, la parola ora al fratello Vito per il messaggio. Buongiorno, non ho capito? Sì. Ecco, i bambini, anzi le bambine, la scuola domenicale, ci concentriamo per una preghiera e poi facciamo una riflessione sulla parola di Dio. Signore che sei nei cieli, noi ci concentriamo sulla tua parola, vogliamo ascoltare quello che tu ci dici, Signore. Io per primo vorrei mettere in pratica quello che tu chiedi nella tua divina parola, Signore. Nella lettera a Tito, capitolo numero 2. Signore, noi ti preghiamo perché noi siamo e vogliamo essere fedeli a te e vogliamo mettere in pratica quello che tu ci dici. Anche qualche volta ci sono delle problematiche perché non siamo perfetti, Signore. Ma tu ci hai detto siate perfetti e noi ci sforziamo ad arrivare nella tua direzione, Signore, e ad ascoltare la tua parola per essere più vicini possibile alla tua richiesta, Signore, ai tuoi suggerimenti, ai tuoi consigli. Sia benedetto il tuo nome, Signore, per quello che ci dirai questa mattina. Amen. C'è un detto antico, è diventato una battuta spiritosa quasi, e naturalmente, come tutte le battute che qualche volta sono spiritose, nascono da verità storiche. Sembra che questa frase sia stata detta, indipendentemente dal fatto che sia stata pronunciata e no. Io vi dico questo che avete senz'altro sentito: armiamoci e partite. C'è qualche volta nella vita dell'individuo un senso sottile di partecipazione alle cose, però io voglio partecipare, ma fai tu il primo passo. O ancora, io voglio partecipare, perché è una parola questa partecipare che implica tante sfumature, ma vai tu e io rimango qua. E quindi l'armiamoci e partite può essere utilizzato in vari contesti, anche se dal punto di vista storico è stato purtroppo utilizzato in un contesto drammatico, quello del secondo conflitto mondiale. La parola di Dio ci insegna che non dobbiamo armarci e partire e far partire gli altri, ma dobbiamo armarci e partire noi. E anche questo secondo capitolo della lettera che Paolo scrive a Tito, è un indicatore di questo impegno che è per tutti. Quindi armiamoci e partiamo, non armiamoci e partite. Non fate voi il primo passo, prima lo faccio io e poi andiamo avanti e magari lo facciamo insieme. Però se lo facciamo insieme dobbiamo sapere anche scandire i momenti e individuare le persone che si muovono, perché qualche volta le persone che si muovono e che partono sono giovani, qualche volta sono donne, qualche volta sono anziani. Vediamo che cosa dice la parola di Dio. Si deve essere per dire agli altri. Questo è importante, essere prima noi e poi dire agli altri. E una delle concezioni più forti che troveremo qui nel capitolo 2 di Tito è che bisogna essere di esempio. Quindi ci si arma, si parte come esempio e si induce gli altri
a partire. Si deve dire agli altri di essere bravi nell'esporre, nell'esortare, troveremo scritto, nell'insegnare. E il presupposto, ripeto, è quello di essere l'esempio. Vediamo se questa mia sintesi può corrispondere alla parola di Dio, che naturalmente è molto più completa ed esaustiva della mia sintesi. Capitolo 2 dunque sono i primi 15 versetti, ecco, che compaiono già. Ma tu esponi le cose che sono conformi alla sana dottrina. I vecchi siano sobri, dignitosi, assennati, sani nella fede, nell'amore, nella pazienza. Anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità. Non siano maldicenti né dedite a molto vino, siano maestre nel bene, per incoraggiare le giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, a essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché la parola di Dio non sia disprezzata. Esorta ugualmente i giovani a essere saggi, presentando te stesso in ogni cosa come esempio di opere buone, mostrando nell'insegnamento integrità, dignità, linguaggio sano, irreprensibile, perché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi. Esorta i servi ad essere sottomessi ai loro padroni e a compiacerli in ogni cosa, a non contraddirli, a non derubarli, ma a mostrare sempre lealtà perfetta per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Signore. Infatti la grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunziare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla di queste cose, esorta e riprendi con piena autorità. Nessuno ti disprezzi. Dunque, la prima cosa che troviamo è che bisogna esporre le cose conformi alla sana dottrina. E poi abbiamo osservato, si parla a tutti, ai vecchi, alle donne, ai giovani, ai servi. Ma presentare se stesso, guardate un po', mostrare insegnando, esortare i servi, parlare e non accettare di essere disprezzati e non accettare di essere sottovalutati. Questi atteggiamenti, comportamenti sono specifici per questo conduttore, Tito, ma dovrebbero essere comportamenti secondo quello che leggo io anche di ognuno di noi nell'Assemblea di Dio. Bisogna sapere esporre le cose conformi alla sana dottrina. Cristo è il Maestro. Cristo è il Maestro perché Lui è colui che ha insegnato al popolo di Israele nel momento storico in cui è vissuto. Cristo è il Maestro perché può insegnare anche a noi. La sana dottrina implica poi che Cristo è morto per i peccati. Il sommo sacerdote sostitutivo, il sommo sacerdote che fa il sacrificio perfetto. Nessun sommo sacerdote può fare un sacrificio perfetto come quello che ha fatto lui. Nessun sommo sacerdote nella storia del popolo di Israele ha potuto fare il sacrificio perfetto. Lui solo l'ha fatto. La sana dottrina implica che poi lui è risorto. È salito al cielo. Le sappiamo dire queste cose. Cristo è risorto, è salito al cielo. E adesso abbiamo la Pasqua, no? Cosiddetta, tra una settimana. E noi abbiamo più occasioni
per dire ai nostri amici, ai nostri conoscenti che Cristo è risorto, perché la nostra testimonianza sia fatta di sana dottrina. E poi il successivo punto al Cristo che risorge, al Cristo che sale al cielo, è che Cristo offre lo Spirito Santo. Ecco, tutto questo succede in ordine proprio orizzontale, no? Storicamente parlando. Il Consolatore, a tutti coloro che credono in Lui, però confessando non a tutti coloro che sono cittadini europei, perché gli europei per definizione sono quasi tutti cristiani, ma a tutti coloro che confessano i loro peccati e pentiti si convertono, cambiano strada. E poi la sana dottrina implica che Lui solo è degno di lode. La sana dottrina implica che Lui tornerà. Sono 7 concetti questi, no? Che io esprimevo. Cristo Maestro, Cristo morto per i peccati, risorto, salito al cielo, che offre lo Spirito. Lui solo degno di lode, Lui tornerà. Questi 7 presupposti della sana dottrina rimandano a una condotta pratica. Bisogna mettere in pratica la sana dottrina, ma chi la deve mettere in pratica e come? La devono mettere in pratica i vecchi. E nella concezione del tempo storico in cui è stata scritta questa lettera, guardate che i vecchi cominciavano ad essere vecchi molto presto. Una persona di 40 e più anni cominciava già a essere considerata un vecchio. Quindi non guardatemi male, perché ci siete quasi tutti dentro. I vecchi devono essere sobri. Osservate sempre il soggetto. Il soggetto è l'apostolo che dice al conduttore: di ai vecchi che siano. I vecchi devono essere sobri, dignitosi, assennati, serietà. Si può scherzare, ma non si deve ridere sempre, per ogni cosa. Avere comportamenti equilibrati. I vecchi non devono scherzare, fare battute, raccontare storielle a doppio senso, come quelle che si sentono qualche volta nelle trattorie. Quindi dimostrare dignità, mostrare che si è persone degne che in ogni occasione non eccedono, non cadono negli eccessi. Questo non vuol dire che bisogna essere musoni e indiscutibilmente rigidi, ma bisogna saper trovare il punto di equilibrio. Più facile a dirsi che non a farsi. E se qualcuno sta pensando a me, vi anticipo subito dicendo che molte volte sono venuto meno a questo equilibrio. Però magari è successo anche a qualcuno di voi. Cerchiamo di fare meglio la prossima volta. Un equilibrio, una buona misura. Si può fare e dire molte cose. Non si può fare e dire tutto. È un esercizio che impone sempre una vigilanza sulla propria condotta, sulle parole, misurare gli slanci passionali, essere santi, fare capire nell'ambiente in cui viviamo e lavoriamo che siamo separati da un modo di fare comune e che sappiamo trattenere la lingua che troppe volte scappa. E quindi questa santità implica evitare anche troppi giovanilismi, perché magari giovani non siamo più, quindi inutile parlare come fanno i ragazzi, perché è inopportuno, poi veniamo anche immediatamente scoperti e ridicolizzati per questo, per cui. Ma soprattutto c'è questo senso dell'equilibrio. La santità nella fede la vedi anche nelle tue reazioni davanti agli avvenimenti. È inopportuna la reazione impulsiva, rabbiosa, irosa, scoppi improvvisi di risa o di rabbia. Tutte queste cose dimostrano che la fede deve essere corretta e ha bisogno di un
sano autocontrollo. Il sano autocontrollo è la sintesi, è l'espressione della pazienza. E adesso vediamo alle donne anziane, riferendoci sempre a quella fascia d'età che va probabilmente a quegli anni lì, dai 40 anni in su. Decidete voi qual è la fascia d'età. Le donne anziane devono avere un comportamento di santità. Sono diverse da quelle non cristiane. Sono separate dalle inadeguatezze comuni di chi non ha Cristo. Non maldicenze, non si fa pettegolezzi, non si dice male di nessuno e nemmeno lo si pensa. Una puntuale autocritica fa capire che nessuno è perfetto e quindi non giudicare troppo frettolosamente. Guarda come parla quello, guarda che faccia che ha stamattina, guarda che pensieri che esprime. È sempre facile dire che gli altri sono sempre meno bravi di noi, è vero? Ma tu puoi fare qualcosa, donna anziana, essere modesta, insegnare, essere maestra di insegnamento. Quando intendo modesta, intendo l'equilibrio. Modestia non vuol dire mai sottovalutare se stessi. Io non so, sono un poveraccio. No, sei stato arricchito dallo Spirito di Dio, non sei un poveraccio. Però non ti vantare eccessivamente. Discorso dell'equilibrio. Insegnare il bene, e cioè incoraggiare le giovani ad amare i mariti. Io mio marito non lo amo più. Amare i figli? Ah sì, sì. Io ho sentito delle signore dire, i figli li amerò sempre, mio marito. Come ha chiuso? Questo comportamento che nasce nel mondo esterno alle nostre comunità, speriamo di non dire una cosa errata, è un comportamento che non deve nemmeno sfiorarci. E noi dobbiamo insegnare agli altri a non fare così. Quante volte possiamo essere maestri di queste cose? I figli, no? Sì, sì, i figli li amerò sempre, ma mio marito proprio non sopporto più. Allora, c'è una signora della nostra comunità, della quale non farò il nome, che prega ogni lunedì perché la sua amica non si separi dal marito. E noi che siamo online in questo momento di preghiera, partecipiamo con lei e la chiamiamo per nome, questa signora che ha questa criticità, questo problema e questa semi-separazione in corso. La persona che prega con noi, che ci ha insegnato e che ci ha raccontato la storia brevissimamente, senza parlare degli affari degli altri, ci ha detto che questa signora, questa sua amica, sta per separarsi dal marito. La signora che è maestra, perché ci sta dicendo: facciamo insieme una preghiera per noi tutti, escluso per questa signora sconosciuta, ma noi l'amiamo, questa sconosciuta, e vorremmo che proprio riuscisse a ritrovare questo equilibrio. Insomma, questo per me è un esempio di santità nell'ambito delle donne anziane. Le donne anziane, sempre loro, devono incoraggiare le giovani a essere sagge. La saggezza si impara ogni giorno, non salta fuori da sola, improvvisa, si impara. E quando si impara vuol dire che c'è qualcuno che insegna. Ecco le maestre anziane che debbono insegnare la saggezza, che debbono insegnare anche la castità. Non succede nelle nostre comunità, l'ho dato Dio, auspicando che non succeda da nessuna parte, però io ho sentito alcune donne, io avevo una compagna di classe che era fortemente disinibita, si diceva in quegli anni, e insomma sempre un doppio senso,
ogni cosa aveva uno sfondo di sessualità piuttosto spinta, sporca, chiamatelo come volete. Quindi non crediate che siano soltanto i maschietti che si riempiono la bocca di queste cose inadeguate. Qualche volta sono anche le donne, e anche le donne anziane. Le donne anziane, quelle cui si parla in questo brano, debbono testimoniare anche in altro ambito che non si parla così, e che le donne giovani non siano inquinate, perché noi oggi viviamo sempre, in ogni periodo storico, e soprattutto oggi, in questo tempo dell'inquinamento. Le nostre figlie, i nostri figli vanno a scuola e fin dalle scuole elementari, medie, imparano un linguaggio e delle cose che sono assolutamente fuorvianti per quella che è la condotta. E quindi ecco perché abbiamo bisogno di tante maestre che siano prima di tutto loro e che poi insegnino. E quindi anche l'insegnamento della castità va letto in questi termini. Le anziane inducano le giovani alla diligenza. Pensate un po' che cosa è scritto, è la diligenza nei lavori domestici. Le donne più mature devono insegnare a quelle più giovani che devono essere diligenti nei lavori domestici. L'esempio di cui dal quale io sono sempre più colpito, eccolo, è l'esempio di Proverbi 31. La donna di Proverbi 31 è proprio la donna, ma non chiamiamolo ideale, che gli ideali non appartengono al mondo cristiano, è la donna completa, è la donna che vive la cristianità con quell'equilibrio e con quella saggezza che sono caratteristiche che si imparano nel tempo, ma quando arrivi a quel livello di maturità sei arrivato veramente in alto. Non vi leggerò tutto il capitolo 31, che invito a leggere uomini e donne per avere un'idea di questo profilo che è la donna per definizione voluta da Dio. Ma vi leggerò soltanto i versetti 10 e 12. Eccolo qua, ci sono già. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio sorpassa di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei gli fa del bene e non del male tutti i giorni della sua vita. Lei gli fa del bene e non del male. Voi sapete che fuori da questa stanza, fuori dalla nostra comunità, ci sono delle donne che fanno del male ai mariti? La donna di Proverbi. Ecco perché le nostre signore devono essere maestre per dire anche a quelle che stanno fuori: a tuo marito devi fare del bene. Anche i versetti 25 e 28 ci riportano in questo profilo. Forza e dignità sono il suo manto. Forza e dignità sono il suo manto. E lei non teme l'avvenire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane della pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata. La donna è dignitosa e forte, non ha paura del futuro, apre la bocca con saggezza, insegna, vedete che un concetto di insegnamento è anche un concetto che ritorna in questo testo, sorveglia ed è riconosciuta. Ed è riconosciuta perché i suoi figli la chiamano beata.
bontà e giusta sottomissione al ruolo di donna, non superbia. La sottomissione non vuol dire che tuo marito ti passa sopra col carro armato. La sottomissione significa condividere la missione. Significa non schiavitù, ma condivisione di un peso familiare. Significa rispetto assoluto del marito, ma anche della propria dignità. E le giovani accettino i consigli delle anziane, non siano superbe. Quella lì è vecchia, per forza che parla così. Saccenti, presuntuose, scontrose. Mi ha detto così, come si permette? E le giovani accettino i consigli con intelligente sottomissione alle donne anziane. Però anche le donne anziane consiglino, non con una critica continua, ma con incoraggiamento. Vedo che hai fatto così, potevi fare meglio. Non facciano pesare le donne anziane i consigli come se fossero la perfezione fatta persona, perché probabilmente non sono perfette neanche loro. E allora tutto va fatto con amore. Leggiamo insieme 1 Timoteo 2. I versetti sono tra 9 e 15, quindi ritorniamo a un passo un po' precedente a Tito. Il capitolo, ripeto, è il 2 e i versetti sono tra il numero 9 e il numero 15. Sì, lo vedo nel testo, ma preferisco seguire nel mio passo. Allo stesso modo le donne si vestano in modo decoroso, con pudore e modestia, non di trecce e d'oro, o di perle, o di vesti lussuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio. Infatti Adamo fu formato per primo e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Queste sono le indicazioni che Paolo dà a Timoteo per quanto riguarda l'atteggiamento delle donne. In Prima Pietro, al capitolo 3, invece, nei versetti 1-6, troviamo: anche voi mogli siate sottomesse ai vostri mariti, perché, attenzione, se ve ne sono che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando avranno considerato la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, nel mettersi addosso gioielli d'oro, nell'indossare belle vesti, ma quello che è intimo e nascosto nel cuore, la purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è un gran valore. Così infatti si ornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, restando sottomesse ai loro mariti, e come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete diventate figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Non ci si lascia turbare, abbiamo detto più volte che la paura fa parte anche della nostra natura di esseri umani, ma non ci lasciamo turbare, non ci lasciamo travolgere dalla paura. E nel contesto in cui si parla, ecco che le giovani, le donne debbono essere sottomesse, nel senso che devono continuare l'attività dei mariti, debbono rispettarla, debbono amarli,
E se ce n'è qualcuna che ha un marito che non è credente, potrebbe quel marito essere condotto alla fede dalla stessa condotta della donna. Quindi il non contraddire va inteso nel senso di non opporsi fieramente. È chiaro che ci possono essere anche delle visioni diverse nell'ambito di un matrimonio, ma tutto deve vivere nell'armonia e nell'equilibrio. Passiamo ai saggi giovani. Saggi giovani, sì. Perché i giovani possono essere saggi e qualche volta i giovani sono più saggi di coloro che giovani non sono. Si può essere saggi anche da giovani, ma soprattutto nei confronti dei giovani bisogna dare buon esempio. In una famiglia dove non si prega mai, non si prende mai la Bibbia in mano, si può dare buon esempio? Punto di domanda. I giovani hanno bisogno di avere buon esempio, affinché poi loro possano essere produttori di buoni esempi. La coerenza nelle parole, nei comportamenti, attenti al linguaggio, attenti a come si usa la lingua, padri, madri. E così è scritto che chi si oppone alle parole del Vangelo, anche alle nostre testimonianze, rimane confuso dalla nostra coerenza. Salmo 119, versetto 9. Come potrà il giovane rendere pura la sua vita, badando ad essa mediante la tua parola, Signore? E ora andiamo a cercare alcuni passi dai Proverbi al capitolo 2. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 5 il capitolo 2 e sentiamo questo appello rivolto ai giovani: figlio mio, se ricevi le mie parole e serbi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Dunque, figlio, ricevi le mie parole, conserva con cura i comandamenti. E in assonanza il padre e la madre devono dare questo messaggio al figlio. Anche Proverbi 3, ai versetti 1 e 2, richiama in questa stessa direzione: figlio mio, non dimenticare il mio insegnamento. E il tuo cuore osservi i miei e il tuo cuore custodisca, va bene, seguo qua, e il tuo cuore custodisca i miei comandamenti, perché ti procureranno lunghi giorni, anni di vita e di prosperità. Non scandalizziamoci se alcune versioni danno qualche voce verbale differente, perché il senso è quello. Sottomessi anche i servi, disponibili, obbedienti, non contestatori. Qualcuno dice che la rivoluzione francese non sarebbe mai accaduta se fossero state seguite le indicazioni del Vangelo. Qualcuno invece dice che le rivoluzioni sono l'ossigeno della storia, che i tempi non si sarebbero mai ammodernati se non ci fossero state le rivoluzioni. E noi sappiamo anche che le contestazioni del mondo operaio, le rivendicazioni hanno aperto spiragli nuove, speranze per i meno abbienti. Ma al di là delle grandi fasi della storia dell'umanità, tu comportati
con il tuo datore di lavoro con diligenza. Faccio 3 esempi, ne potremmo fare molti, semplice. 1. Non stare a casa se non stai davvero male. Una persona nella nostra comunità, martedì, stava male. Io ho sentito questa persona al telefono, l'ho sentito stare veramente male. Mercoledì ho telefonato per sapere come questa persona stava, era al lavoro. Non approfitto. Piccolo, grande, malore. E allora mi prendo una giornata di riposo. Poi in alcuni ambienti di lavoro è anche più facile prendersi una giornata di riposo che in altri ambienti di lavoro. Secondo esempio, non derubare. E ragazzi, se copiate un compito, state derubando, ok? Lo sapete? Adesso lo sapete. Ognuno pensi ai fatti suoi. Volete sapere se io ho derubato i miei insegnanti copiando i compiti? Sì, l'ho fatto. E ho chiesto perdono a Dio anche per questo. Terzo esempio, noi abbiamo un padrone del cielo e se a lui non diamo la lode, noi lo derubiamo dalla lode. Lo derubiamo del suo diritto di essere adorato. E preghiamo e chiediamo. E la lode? Ecco, sempre lealtà verso tutti. Non si deruba nel lavoro, non si deruba nella vita scolastica, non si deruba nella lode. E si chiede perdono se in questo peccato si è caduti. Abbiamo detto nei giorni scorsi che il libro dei Proverbi dà delle norme comportamentali che non debbono essere assolutamente ed esclusivamente pensate come promessa, ma c'è anche una sorta di sicura offerta di dono particolare. Se segui tali norme, Proverbi 2, 21 e 22, gli uomini retti infatti abiteranno la terra, quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra, gli sleali ne saranno estirpati. Ancora Proverbi 11, 24, 25. Attenti al risparmio giusto, eh? C'è chi offre liberamente e diventa più ricco, c'è chi risparmia più del giusto e non fa che impoverire. Non è scritto che non si deve risparmiare, non si deve risparmiare più del giusto, non si deve sprecare e quindi in sintesi no allo spreco, no all'avarizia. Gli ultimi 5 versetti di Tito di questo brano dal quale siamo partiti ci portano alla grazia salvifica di Dio, la grazia che insegna la saggezza. Leggiamo ancora Proverbi 1, tra 2 e 5. Perché l'uomo conosca la saggezza e l'istruzione e comprenda i detti sensati, perché riceva istruzione sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine, per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive. La saggezza aspetta la beata speranza. Aspetta l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cristo Gesù è il nostro grande Dio e Salvatore. Lo possiamo dire a voce alta? Anche questa è sana dottrina. Dio è Salvatore, abbiamo letto. Quindi lo diciamo anche agli amici che credono che Cristo non sia Dio. Egli ha dato se stesso per riscattarci.
lo sappiamo, ce lo ripetiamo da ogni iniquità, tutto il male. Anche il tuo male, quello che hai fatto, quello più grave, lui lo riscatta e lo cancella. Devi però riconoscerti peccatore, non ingannare te stesso proclamandoti non colpevole. Dopo il riscatto viene la purificazione del popolo suo, è scritto, di quello che si è riconosciuto colpevole, bisognoso di perdono. Da qui lo zelo delle opere buone. Guarda il piano di Dio che ha 3 passi. Primo il riscatto, secondo la purificazione, terzo le opere buone. Se non ottieni il perdono non accedi alla possibilità di fare opere buone. Tanti fanno del bene, tanti fanno le cosiddette opere buone. Ci sono delle realtà caritatevoli che sono notevoli come diligenza, ma se non hanno avuto il perdono di Dio le persone che fanno parte di questa attività, la premessa sta proprio nel riscatto da ogni iniquità. L'opera buona non è a gloria di Dio se non ha questo presupposto. In un certo senso perde di valore. Il presupposto quindi sta sempre in Cristo e nel suo fondamento, altrimenti l'opera buona è un'opera senza fondamento. Parla di questo. Nessuno ti sottovaluti. 2 ultimi suggerimenti. Parla, dice Paolo a Tito. Parla di queste cose. Nessuna sottovalutazione, nessun deprezzamento, non accettarlo. Rivendica la tua dignità, non con ira, rancore, parole inopportune, insulti, ma rivendica la tua dignità. Ci soffermiamo qui. C'è un canto che ci accompagna. L'avete già scelto? Lo propongo io? Bene. Facciamo questo canto, il mio destino, e con questo canto salutiamo i nostri amici a casa, quelli che ci hanno seguito. Grazie per il tempo che ci avete dedicato. Vi aspettiamo qui nella sala, se avete piacere di esserci di presenza. Il Signore vi benedica e buona domenica a tutti. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore sofferto fino in fondo al posto mio. Alzo lo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria.
è solo per la grazia, è solo per amore, è solo per il dono di Gesù, per il suo sacrificio, per tutto quel dolore sofferto fino in fondo al posto mio. Alzo lo sguardo e vedo che non resta niente da fare, non resta niente da fare. Gloria, gloria, a te io devo tutto, Signore. Gloria, gloria, a te soltanto affido il mio cuore. Non c'è niente che io voglio al mondo, niente che io cerchi altrove, niente più di quello che dai. La stella del mattino sei, luce guida il mio destino, il mio destino. Solo per la grazia, solo per amore, solo per il dono di Gesù.